Si risolve in meno di 24 ore la crisi tecnica in casa Castrum Favara, aperta dopo la rescissione consensuale con Nicolò Terranova, l'allenatore mazzarese che ha guidato la squadra fino a domenica scorsa. L'area tecnica della Castrum Favara riparte dal passato, raggiungendo l'accordo con Pietro Infantino sulla panchina gialloblu dallo scorso campionato e fino alla quinta giornata d'andata. Il tecnico di Cammarata si era dimesso dopo la sconfitta di Vibo Valencia, pur avendo la squadra ottenuto ben 7 punti nelle prime 5 gare, con le vittorie prestigiose con Regina e Milazzo e il pareggio sul terreno di San Biase. Infantino, come un fulmine a ciel sereno, comunicò alla società di interrompere il rapporto di lavoro per motivi personali, ma il suo feeling con la società e la città ed i tifosi non si è mai interrotto. Prova ne sia che ieri è stato comunicato l'addio di Terranova e stamattina è stata diffusa una nota stampa che annuncia il suo ritorno. Riprende in mano il progetto giallo-blu, sposato nell'estate del 2024, e con senso di responsabilità ha detto sì in questa situazione di emergenza in classifica. C'è da salvare la categoria e Pietro Infantino, pur trovando una squadra snaturata rispetto a quella costruita in estate, senza Vaccaro, Leone, Kosovan, Tripicchio e tanti giovani promesse, si mette in gioco. Con lui ritorna il suo vice Dario Di Dio e troverà nello staff anche Francesco Fanara, Giovanni Costantino e Michele Gallo. Alle 15 il tecnico incontrerà la squadra nel suo primo allenamento al Broccoleri in vista della gara di domenica a Milazzo contro l'ex Gaetano Catalano. Alle 17:30 nella sala stampa Salvatore D'Oro, tecnico e dirigenza incontreranno la stampa.